Bella raga, ciao a tutti dal commentone veneziano. Allora ragazzi, siamo sul Project Car, siamo in questa gara singola con le McLaren F1 a Zolder, proprio ragazzi sono ultimo in griglia, ha fatto schifo. È una gara che odio questa, ho trovato una gara schifosa, qua mi dice tempo rimanente 21 minuti, quindi forse non è mezz'ora, boh, non capisco. Vai. Tramonto. Speriamo di fare una buona gara ragazzi. Però Zolder proprio non mi piace. Primo Endurance come indiano. Mezz'ora. Adesso vediamo, taglierò qualcosa chiaramente, però il nostro primo Endurance lo voglio fare attenzione. Mamma mia che bello il tramonto. Adesso ragazzi devo veramente sfruttare tutta la pista e non, nel senso, se ogni tanto taglio un po' non incazzatevi. Mamma mia, ora che tramonto non si vede niente però. Ragazzi sono partito veramente bene. Ho sfruttato anche la bagarre davanti. Vai fioi. Andiamo a dominare. Occhio. Una sportellata. Nona posizione siamo. Ecco. Sfruttiamo i paletti giù, chi se ne frega. Ragazzi, con 90% la difficoltà è veramente dura, eh. Lo sapete. Sarà mezz'ora di fuoco. Sportellata che non mi dà un grosso vantaggio, anzi. Mamma mia. Malissimo. Mamma mia che disastro. Il primo Endurance come indiano e vai. Primo giro completato, 10ª posizione, dai, non male, poteva andare peggio, contanto che è una gara che odio questa. Speriamo ci sia bagarre davanti di poter recuperare, però abbiamo capito che fare come su Gran Turismo, cioè sportellate, non sempre dà vantaggi, anzi, tutt'altro purtroppo. Che sta gara ha proprio delle curve che non mi piacciono, non mi piacciono ragazzi, non posso farci nulla. Mi stanno sul cazzo. Sfruttiamo i paletti, sfruttiamo tutto quello che è possibile, vaffanculo. In questo Endurance come indiano. Ragazzi, le chicane proprio non riesco a interpretare su sta gara. Vai, vai, usiamo tutto, cordoli, sabbia, campi, vai. Se non sbaglio, non sono contento. Dai, nona posizione, possiamo recuperare ancora qualcosa, secondo me. Buono. Stiamo su questa visuale, proviamo sta visuale qua. Che mi tocca frenare prima perché non ho proprio i tempi di frenata su sta pista. Poi ho fatto un po' di prove libere e niente. Praticamente sono andato a sbattere ogni giro. In qualifica sono riuscito a fare buono un giro, ma comunque ultimo, la vaffanculo, sinceramente. Il sole sta tramontando comunque, qua non vedevo niente prima. Il sole tramonta e qualcuno ha già i fanali. Vai di fanali. Siamo con i fanali ragazzi, tra poco sarà notte pura. Ecco, dritto, vedi? Ecco. No dai. No, no, regolare, regolare. Ecco, mi dà il giro annullato qua, vabbè. It's incredible come, it's incredible. Attenzione, motore esploso.
Motore esploso. Motore esploso, niente da fare. Ritiro, ritiro, ritiro. Ritiro veneziano, incredibile. Forse gli incidenti di inizio gara mi hanno fatto distruggere tutto. Fanculo. Ok. Fine sessione. Solo io mi sono ritirato, bene. È andata molto male, ragazzi. Molto, molto male. Ma... vabbè, il campionato che devo vincere l'ho vinto. Sinceramente, non rompetemi il cazzo. Calendario. Novembre. Ah, questo è un trofeo carte. Round 1 di 3. Questo cos'è in Giappone, ragazzi? Ah no, no, sempre in Gran Bretagna, penso. Seleziona... ah, ok, qua possiamo scegliere il colore probabilmente. Ora andiamo con questo arancione cume. Perfetto. E niente ragazzi, a sto punto... vabbè, facciamoci una gara, dai. No, ho sbagliato, cosa ho messo? 1%? Errore comandiano, tipico errore comandiano. Crazy Kuma in the world. Crazy Kuma. Ragazzi, per fortuna 3 giri. Non ho sbagliato, si sarà settato automaticamente. Fioi, adesso dobbiamo fare il nostro però nei kart, perché siamo campioni del mondo e quindi questo trofeo sono stra favorito. Dopo la vittoria del mondiale kart, solo delusioni. O campionati persi all'ultima gara, o ritiri o schifezze. Dai Kuma. Dai comandone, cazzo. Primo giro già andato e siamo quarti, non siamo neanche in zona podio, mi sembra positivo. Dai, come sveglia però, eh. Mamma mia, che cume lento, che cume lento. Siamo sul podio, ma non va bene per un campione del mondo. Seconda parte di stagione un po' sottotono, però. Bisogna essere sinceri. Inizia l'ultimo giro. Ah, no, è finita? No, è finita. Coglione, che so, è finita. Vabbè. Terzo posto. Andiamo con gara 2. 4 giri. Dai ragazzi. Quarti siamo, perché non lo so. Mamma mia, brutto errore qua come indiano, molto brutto. Il Kuma forse ha festeggiato troppo la vittoria del titolo, eh? È un Kuma che sonnecchia. Kuma, svegliati, mi sto incazzando. Un Kuma veramente sporco. Un Kuma indiano proprio. Mamma mia che male che sto guidando, fioi. Ok, siamo terzi. Ma chiaramente non basta. Non basta, Kuma, non basta. Cioè, è pazzesco, ho vinto la cosa più importante e negli altri trofei veneziano non c'è. Vai. Inizia l'ultimo giro, devo scrivere almeno secondo.
Niente da fare. Niente da fare. Due terzi posti veramente deludenti. Sì. Boom, il Come va anche a sbattere bene. No. Vabbè, in classifica siamo al giro. I 5 punti bonus a sto stronzo. Vaffanculo. Siamo a meno 15 da Mafra. Vedete che questo campionato è andato bene, molto bene Cuba. Ma raga, saluto dal commendatore veneziano. Mini crisi cumendiana. Arrivo, scuderia principale, prossima gara di Supercar US, va bene. Allora, nel prossimo, nel calendario, cos'è? Story GT4 e Mono Pro Car Challenge e Round 1 di 4, ragazzi. Sì, qua inizia un bel campionato, secondo me. Vediamo le auto. Mi piacciono un casino queste qua, bello, 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 bello. La livrea, vediamo già. Questa qua, mi piace un casino. Buono raga, un saluto dal commendatore veneziano. Prossimo video, ci saranno veramente delle belle gare secondo me. Ciao!